cosa succede nel mondo, in Europa soprattutto? Un ragazzino di 16 anni nel 1821 inventa l'armonica a bocca, poi un tedesco ricava dall'armonica a bocca, ricava l'organetto diatonico, che sono strumenti diatonici, cioè a scala fissa, c'è un organetto intolato in Do maggiore, può suonare in Do maggiore e in La minore, ma in Re maggiore o in Re minore non può suonare. Fabio invece suona con lo strumento diatonico delle Launeddas, suona tutti gli strumenti perché se ne costruisce, ne ha tutta una serie, si è fatta tutte le scale, quindi non è soltanto un bravo artista, ma è anche un profondo studioso, suona anche tutti gli strumenti australiani, il didgeridoo per esempio, uno strumento di straordinario impatto. E a noi questi strumenti non interessano perché servono per accompagnare il ballo, noi stiamo facendo solo la storia del canto. In Sardegna, a Nuoro, ci sono 14 cori formati mediamente da 30 persone l'una. Pensate quanta gente impiegano. Su un coro e canto a tenore orgoglio ce ne sono 10 o 12, ma è un numero calcolato così. Io una volta sono andato a Bruxelles a fare all'università una dimostrazione di canto a tenore, i 4 si erano conosciuti il giorno prima a Orgoglio, c'erano 4 ragazzi qualunque che hanno fatto un figurone. A Castelsardo, per esempio, sono 93 i membri della confraternita, ma cantare sono in 12, perché 4 cantano il Miserere, 4 cantano il Cori Jesus e 4 cantano il Kyrie, per cui ne impegnano 12, gli altri 80 si litigano fra di loro, in famiglia, padre e figlio non si parlano perché uno è stato scelto dal priore per cantare e l'altro no. Anche a Nulvi c'è la confraternita, però non raggiunge questo livello come lo raggiungono a Siena le contrade, no? C'è un figlio è nato in una contrada, un figlio in un'altra contrada, per quel paio di giorni in cui ci sono i preparativi per il Palio non si parlano. E allora ho avuto un'idea geniale, un certo Banneggio Ruio di Nuoro ha detto: ma se noi invece di un basso ne mettiamo 5 di bassi, se invece di una contra mettiamo 5 contre, se invece di una mezza voce ne mettiamo 5, abbiamo 15 elementi, poi prendiamo 3 o 4 solisti e facciamo un coro a 20-25 voci. Questa è nata nel 50, quindi Nulvi quando va in chiesa a cantare i canti liturgici osserva sui canti a concordo, quando invece deve andare fuori va in formazione, che è uno dei più piccoli a dire la verità, perché ci vogliono voci molto particolari, non possono averne 30 come hanno i cori moresi, come hanno il coro di Sassari, sono in 35. Il coro di Nulvi sono in 12, eccoli qua, ve li presento, sono diretti da Fabio Melis. Ed ecco il direttore Fabio, che oltre ad essere direttore, organizzatore e anche compositore, è anche uno straordinario artista che esegue dagli strumenti di tira fuori anche più di quello che hanno nella loro anima. Il primo brano è un brano nuorese, canta non ti scanta, non aver paura di cantare, canta con voce allegra e cristallina e soprattutto canta per elogiare i figli di Nuoro. Chi sono i figli di Nuoro? Paolo, il figlio di Nuoro più importante, il premio Nobel, grazie a Elena, poi c'è Sebastiano Satta, poi c'è Salvatore Satta. Nuoro ha avuto veramente dei poeti straordinari, e un poeta straordinario era Tonino Puddu, che purtroppo un male incurabile se l'è portato via a 51 anni, era veramente uno etnomusicologo di straordinaria creatività. Noi lo onoriamo oggi con un paio di brani. Il primo appunto, Canta non ti scanta, il coro di Nulvi. Canta non ti scanta di caro, che in cosa bella sin su
más canta, canta non ti más canta, canta non ti más canta, caio che scosa bella, caio che scosa bella, caio che scosa bella, Provisa vida cole, provisa vida cole,